Ah sì, buongiorno anche al CP. Dove siamo, amore? Che guardi fuori così? Eh? Siamo davanti a un furgone che fa la van life e davanti a questo ulivetto. Vediamo qua se c'è un ulivetto. Ricordo, mentre dovesse essere una nuova puntata, ragazzi, che siamo nell'area camper di Lucignano. Io praticamente sono l'unico a essere attaccato alla corrente, ma perché io ho l'ala corrente. Sai, io ho dormito ignudo con 24 gradi a gratis, hai capito? Per carità, ho risparmiato quei 4 euro, 3,5 perché ormai è aumentato il GPL, però li ho messi nella musigna mentale, questi 3-4 euro, perché dopo stasera o domani sera vado a mangiarmi la pizza in pizzeria. Dica CP, non siamo mica stupidi noi altri. E dica gente che comunque con in giro una stufetta quella da poco, un scaldobagno, portatelo da casa. Perché quelle aree gratuite te tagli a corrente e ti scaldi con quello. Dica CP, madonna di Dio. Ah, arate anche, che simpatico questo camperino. È un po' simpatico anche il colore, cioè nel senso... No, non è simpatico, sto qui che aver disà per fissare guarnizione. Cioè, gli tirare una striscia col nastro e dopo gli aver disà dei cattiveria. Diciamo, le guarnizioni nere così della porta sono bruttissime da vedere in effetti. E a volte come basta poco. Basta spendere un euro del nastro di carta e Daghio, come che avevo fatto io con Scarosso. Daghio significa proteggere le guarnizioni e certe porte con questo appunto nastro adesivo di carta che serve proprio a questo e dopo sopra gli vernizi, una volta che hai finito di verniciare, che la vernice è asciutta, non come ho fatto io che l'ho fatto prima, tiri via piano questo nastro di carta e vedi la linea perfetta del colore, che è appunto quella che sta in parte sta al nastro di carta. Sì, guarda che bravo che so fare discorsi per alzare su da prima mattina, ancora fammi una tisana. Ah ragazzo, ora qua, cioè questi sì, devono aver viaggiato molto comodamente nei tornanti delle colline toscane. Boh. Ah, per carità, ognuno ha le sue scelte. A loro piace. E per me è già enormissimo pulmin che è 6,80 m, non andrei mai in giro io con pulmin. Cioè, ci sto perché la mia casa è il mio ufficio, ma 6,80 m non andrei mai in giro. Figurati il bilico. Ma sto pensando, aspetta che mi sento mentre penso, così penso più rilassato, aspetta che devo incappotarmi io. Ma cioè, il fatto che a me sta roba proprio non mi ispiri proprio per niente, è perché è un po' il discorso della volpe che non arriva all'uva e quindi dice che è acerba, oppure semplicemente non fa per me, però il fatto che non faccia per me non significa che non sia una cosa bellissima, valida, eccezionale, comoda, pratica, eccetera, eccetera. Quante volte, veramente, te l'ho già detto anche con i miei amici, viene fuori questo discorso della soggettività, è una cosa pazzesca. Cioè, per altri questo è il top, camperizzare un camion, e per me è il peggio del peggio. Cioè, io andrei via con T4, l'ho detto un miliardo di volte. Certo, non a viverci, non a lavorarci. A viverci e a lavorarci, il compromesso sarebbe secondo me un 8 metri il massimo massimo, però con un garage, aspetta che te zoom un ecco, mentre il Cristo ti indica il camion da guardare. E cosa abbiamo imparato oggi? La soggettività, mi direi tu? Beh sì, non solo la soggettività, ma anche, insomma, il freno, il contegno che dovremmo dare ai nostri giudizi, in quanto appunto c'è da far passare prima la signora soggettività. Pertanto è inutile dire ma è scomodo, ma dove vai, ma a me è brutto, eccetera. No, non esiste che è brutto, non esiste che è scomodo, non esiste niente, per te è così. Per loro e per altri invece è una figata unica. Vedi che strana la vita, porca troia. Io purtroppo da sto paradiso devo andare avanti, a me piace tantissimo sto borgo da matti, anche l'area camper, ciucciati la vista che ho dal cesso, ti faccio vedere un po' com'è, questa è la vista diciamo del Pratone, ok, che è vicino alla stradina per andare su in paese, di qua la vista al lavoro è insomma questo bellissimo campo e ulivi. Vedi, qua sono attaccato al 220 con l'Alde
che va a merda, ossia che va tanto, lì carico e scarico. Stasera mi toccherà farmi una doccia per alleggerire il peso. Eh sì, porca troia, perché io convintissimo di stare qua 3 giorni, ho detto ah che bello, e invece no, poi mi sono ricordato che mi hanno anticipato una visita che avrebbe dovuto essere fra 4 mesi. Sì, sì, t'ha ragione, uno fa tempo a morire, esatto, bravo. Ma me l'hanno anticipata mentre già ero in Toscana. E quindi io era proprio mentre ero in Toscana che mi ero fatto l'idea, ah che bene, non ho diciamo appuntamenti fisici con i clienti e quindi posso stare qualche giorno a lavorare in Toscana, e invece purtroppo no, perché ti dico, a parte che è bello, è comodo, ma nonostante io Lucignano l'abbia già visitata bene, tu hai visto i video, avrei preferito provare anche una pizzeria, mangiarmi la pizza fuori, eccetera, eccetera. Probabilmente no, non credo che lo farò stasera, ho l'insalata a finire. Vedi, sono rimasto appunto, stavo per dire un po' demoralizzato, poi ho fermato subito il discorso perché ho poi detto, Madonna, che esagerazione, demoralizzato. Sì, certo, è una demoralizzazione, cioè è un'esagerazione, però, vedi, perché c'è questo senso di disagio, ne abbiamo parlato tantissime volte, questa è una delle chiavi fondamentali per una vita felice, è perché c'era l'aspettativa, ok? Tu non devi avere l'aspettativa, Dio caro, io avevo l'aspettativa di stare qua 3-4 giorni, proprio qua, ma veramente in questo paradiso, e invece niente, la realtà è un'altra. Se non avevo l'aspettativa, io arrivavo qua, va bene, dovevo, poi veniva fuori che avevo l'appuntamento, va bene, boom, basta, partiamo per l'appuntamento. Ma non avevo l'aspettativa di star qua tranquillo 3 giorni, porca troia. Pertanto anche tu ragazzo, ascolta il Singano nei rapporti, ah cazzo l'ho cosato troppo il pane, nei rapporti, nelle cose di tutti i giorni, importanti o non importanti che siano, stai attento a dosare le aspettative, ad analizzarle, perché in alcuni casi vanno proprio tolte, hai capito? Appunti, volevo far osservare come però un piccolo dettaglio ha ribaltato la situazione. Scusa se te parlo del camper. Ascolta, guarda sta roba qua. Io ho sempre sostenuto che un camper o un furgone, che adesso si chiamano van, non si chiamano più furgoni, no? Perché la lingua italiana ci fa talmente schifo che dobbiamo sempre trovare delle sostituzioni un po' così, un po' anglosassoni. Comunque, stringi, io ho sempre sostenuto che appunto camper e furgoni fossero uno dei peggiori metodi per viaggiare e sono ancora della stessa identica idea. Però in questo caso tutto cambia e tu mi dici, Madonna, com'è possibile? Se è lungo 40 metri? No, dietro allo scooter. Quindi lui si sposta di zona e poi viaggia, cioè per me viaggiare è scoprire veramente un posto e per viaggiare ci vogliono o le gambe o una moto, uno scooter, o una bicicletta, o un e-bike, o che cazzo ne so. Comunque principalmente le gambe. Con le gambe non tutte le cose si possono fare, più che altro per motivi di tempo, o comunque anche di fisico. E col caso dello scooter lui ha ribaltato tutto. Cioè lui si sposta, con lo scooter mi copre tranquillamente, insomma un raggio di 100 km, quindi casca il discorso del camper che è un problema per viaggiare. Lui qua si è trovato il posto comodo, quindi va benissimo un camper da 20-30 metri e con lo scooter viaggia, eccolo là, bravo. Guarda Ale, che bravo, ho smontato tutto e rimontato e la striscia purtroppo finisce lì perché si era rotta la striscia e quindi gliel'ho cambiata e là c'è lo scotch perché si sta asciugando, vedi che manca il pezzo, così è più pulito, più spazioso e dà meno peso, ok? Le viti sono state tutte nuove, rimesse in punti nuovi e tac, la luce funziona e ce l'ha, ecco qua. Soprattutto la parte interessante fa molta più luce rispetto a prima. Allora, appunti interni, non vorrei sembrare troppo esagerato, ma secondo me, magari sbaglio, secondo me gli inventori dei dossi dovrebbero essere impiccati in piazza, perché veramente è una cosa assolutamente stupida, inutile e controproducente. I dossi non fanno altro che danneggiare i veicoli e fare incazzare a merda i guidatori, i quali dopo il dosso o per il rallentamento o per la botta subita
sparano a cannone il proprio mezzo, quindi si ha l'effetto contrario, si danneggiano i mezzi e volano giù tante di quelle bestemmie che metà fa basta, ok? Se al posto di questi ritardati mentali che andrebbero impiccati in piazza ci fosse stata una persona con un minimo di intelligenza, ma proprio un minimo, avrebbero messo dei Velox, dei cazzo di Velox, i quali non danneggiano niente, non creano alcun tipo di pericolo e fanno entrare, porca puttana, dei soldi nelle casse del comune. Sono già entrati, mi sono perso. Amari Life. Eccolo qua, Blitz, ok. cosa vuol dire far sesso? Che Adesso non lo puoi so. dirmelo, adesso No, puoi. non lo dico. Dai, dimmelo Non lo adesso. dico. I miei amici non lo sanno, non sono Non ignoranti lo come la dico. merda, dimmi. Non I lo vecchi lo dico. sanno. Dai, cosa. Sì, ma mammi. Vabbè, metti via. Ah, che palle. A volte mi sento come un po' Giordano Bruno. C'è uno dei più grandi imbriagoni, eretici, porchidatori, ossia bestemmiatori della storia dell'umanità, eppure passato come uno dei più grandi pensatori e filosofi. Ma ora tinfia che strano il mondo, eh? Ah, che bella maglietta, non mi ricordo se l'avevo già fatta vedere. Perché mi sono messo a fare magliette. Allora, questa no, vabbè, per me è dell'ufficio, è molto carina perché su quelle con le manichette corte, abbastanza elasticizzate, proprio una buona qualità di cotone. E adesso sto facendo una linea camper, linea MILF, roba un po' tema sessuale o simpatici, van life, cagate del genere. Allora, il tutto sta ancora iniziando, però magari sto video lo vedrai fra 6 mesi, quindi giustamente sarà già partito. Allora, nel mio sito yuriwebdesign.it ho integrato un piccolo shop dove già lì ci sono le magliette, che uno può anche acquistarle se ti piace, quella coi camper, perché ce ne sono varie coi camper. E poi con Cesco, che lui lavora con eBay, ha fatto un negozio eBay dove lavoriamo assieme. Se vuoi puoi andarle a prendere anche lì dove preferisci, e basta. Quindi insomma sei un fiato per tutto.